Lo sapete che mi è successo tempo fa? Lo sapete che mi è successo? Proprio 3 giorni fa, ma non dico tanto, c'è. Come Cenagri. Mi chiama Roberto Benigni. Ce l'avete presente Benigni? Ha vinto 36 Oscar. Mi chiama e mi fa, pronto, mi fa pronto. Ho detto, Robertino, dimmi che c'è? Mi dice, senti, ti voglio dare una parte del mio film. Roberto, a disposizione non ci sono problemi, noi la ESO ogni tanto la usiamo, problemi, non ce ne sono problemi, che mi fai fare? Ci dico, mi fai fare Pinocchio? No. Che mi fai fare Mangiafuoco? No. In grillo parlante? No. In grillo pentito? No. Insomma, che mi fai fare? Il capomafia. E ho detto, Roberto, scusa un attimo, scusa, ma perché noi siciliani, attori siciliani, tipo io, Tony Sperandeo, dobbiamo fare sempre le stesse parti? Perché io il medico in famiglia non lo posso fare? Un avvocato in prima linea non lo posso fare, quelle fiction tipo 100 latrine, quelle cose lì non le posso fare, incantesimo, vendo di ponente, vendo da qua, vendo da là, non le posso fare. No, a noi siciliani ci danno sempre la parte del picciotto da mafia, del capomafia. Ora nel Pinocchio il capomafia che fa? Va nel paese dei balocchi, rapisce Ken, poi va da Barbie, ci dice, lo vuoi rivedere vivo? Dammi un mattoncino Lego. Va, che sono cose che si possono fare queste? Diciamolo. Però nello stesso tempo se queste patte non le facciamo noi, chi le deve fare? Uno di Milano? Uno di Milano ci danno la parte del capomafia? Uè, te che? Il tipo non ha pagato il pizzo. Bisogna fargli un paio di scarpe di cemento e buttarlo giù nel po'. Non regge. C'hanno il panettone, il Duomo, non si può. Uno di Torino. Ma basta là. Il tipo non ha pagato il pezzo, né? Bisogna fare un paio di scarpe di cemento e poi buttarlo giù nel po'. Non c'è, va. A uno del Veneto, come si fa a farci fare il capomafia? Uno del Veneto, allora, questo tipo non ha pagato mica più, bisogna mettere non si capisce poi. Dice, come ha detto, scusi, non si capisce, che dice scusi, niente, quello già che è botto diventa vivo e se ne va, non c'è. A uno di Genova ci fa fare il capomafia, come fai? E mica spendo tutti questi soldi per il cemento, cioè, capisce? Non c'è. A uno di Roma ci fai fare il capomafia, uno di Roma, dice non ha pagato il pizzo e mo via il cemento, fagli le scarpe, piglialo, portalo, fallalo, caricalo, mettilo, pia la macchina, guattalo, frallico, spignalo, frullalo, fattilo, stullago, pallala, rillafa, va, non si può, no. Sentite l'originale. Non ho pagato il pizzo, non ci sono problemi. Chiamo il mio stilista personale, Giorgio Armato. Ci faccio il blocchetto di cemento. Poi prendo l'altro mio stilista personale che è Gianni Versato. E lo butto giù nel po' che nel frattempo da Milano era già arrivato fino a Palermo. E allora basta. Abbiamo deciso io e il mio socio, la Salamandra di Trapani, che ci apriremo un distributore di benzina. E come lo chiamiamo? Idrio, che tradotto vuol dire esso. Dove tu vieni, vieni. E se pagate, vediamo la benzina senza piombo. Avete già riso? Allora il resto della battuta l'avete già capito. Arrivederci, baciamo le mani e i piedi se non buzzano. Scusate, questo non lo... Ah, ho capito, perché lui ha detto che noi ci apriremo, lui ne vuole aprire 3. E si chiamano IP, siccome sono 3, IP. Ecco. Mi ero dimenticato di dirlo, scusate.